Purtroppo il fenomeno dell'estorsione continua a imperversare perché non vi è una collaborazione adeguata da parte delle vittime. In questo caso si è giunti al fermo, all'arresto in flagranza di uno, al fermo degli altri, a seguito di indagini molto accurate compiute dai carabinieri, ordinate dalla nostra procura. Si è così scoperto un'attività di vessazione nei confronti di operatori economici. In particolare questo operatore economico che lavora e si occupa di lavorazione del marmo nella zona del Belpasso pagava 1.000 euro al mese, poi ridotte a 600 in virtù della crisi economica che affligge il nostro territorio. A questo imprenditore addirittura hanno cagionato la lesione del bacino, tanto ferocemente è stato percosso, e questi non si era subito recati a denunciare l'episodio, ma poi si è recato in ospedale quando afflitto da dolore vaginale. Ecco, questo è un po' il clima che si respirava di paura, di intimidazione. L'uscita del carcere del capo clan, abbiamo avuto contezza che si stava cercando di riorganizzare questo gruppo molto violento per affermare quel clima di intimidazione in un territorio come quello di Belpasso, che avrebbe sicuramente comportato e supportato la loro attività estorsiva. Quindi le indagini sono state molto serrate, ristrette nel tempo, si è dovuto ricostruire un'attività estorsiva limitata a 2 soggetti che è un'impresa edile, e l'indagine ha quindi portato alla disarticolazione di questo gruppo e all'arresto quindi dei responsabili. Come ha detto il procuratore, gli strumenti di tutela, di sostegno per le vittime ci sono, esistono, vanno solo utilizzati nei confronti di coloro però che si fanno avanti, denunciano reati di estorsione o comunque reati che comportano un assoggettamento a questo crimine di intimidazione.